chiaro che a me è dispiaciuto, però Quindi non tifosi, popolazione. gran parte della popolazione, quelli sono tutti volontari, quelli che lavoravano, scusavano solo il giro. Erano gran parte popolazione che hanno lavorato questi mesi come cani, che hanno tirato via 4 metri di neve in 1 mese e 20 giorni e che meritano rispetto e onore. Erano arrabbiati. Come arrabbiati? Incazzati, per non usare dei termini. Erano arrabbiati, Tommy. No, ma guarda, sono stati anche troppo bravi, sotto certi profili, sai, anche questa gente qui, rilancio. No, oggi hanno avuto la soddisfazione di vedere un sacco di gente su Crostis e con un sacco di gente su Crostis evidentemente c'è una potenzialità di questa montagna che va oltre. Crostis ha già vinto la tappa. Il fatto che Contador, quando è arrivato Contador, si è messo a grandinare, è un segnale? Interpretalo come vuoi. Io il segnale di Contador lo aspetto dal 6 al 9 giugno, allora riderò. Senti, abbiamo visto che a fine tappa lo hai guardato non bene, diciamo, gli hai dato altro, neanche i lampi del temporale erano così Io ho brutti. abbracciato solo Nibali, gli ho detto grazie per quello che ha fatto e avrei voluto abbracciare Matteo Carrara, che è uno dei miei corridori che ho portato in Cina a suo tempo, per l'impegno che ha dato. Nibali mi aveva promesso e l'ho abbracciato e gli ho detto grazie. Lui mi ha detto mi dispiace non aver fatto il Crostis perché era la sua tappa questa. Per il 2012? Vado a pescare, no a pescare che non mi piace pescare, vado a fare un'altra roba. Vado in bicicletta con Tommy, vado. Con te no perché non sei un biciclettista. No, è che devo buttare giù qualche chilo. E io anche.